Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è domenica, perché visto che ieri il tempo era brutto, invece oggi c'è una vista mozzafiato. Il cane intanto si sta preparando. Allora, oggi ci troviamo in quel di Camposilvano, vicino a Velo Veronese. Siamo sulla valle delle... Si sparano. Siamo sulla valle delle Sfingi e andiamo a fare un anello prendendo delle malghe, dei borchetti e due rifugi. Il primo che andremo a trovare sarà il Dosso Alto e poi Lausanne. Lausanne, il rifugio Lausanne. E andiamo a vedere anche il Monte Bellocca. Esatto, saliamo al Monte Bellocca, che l'hai studiato? Sì, Allora bellino, raccontaci. c'è una storia. Allora, è un monte di origine vulcanica e ovviamente un po'. Allora, ve la faccio breve, se no è un po' lunga. È ricoperto di roccette che sembrano bruciate. E la storia parla praticamente di un cavaliere che aveva fatto arrabbiare una strega e quando questo cavaliere è morto, la strega per dispetto ha distrutto tutto il suo castello, che ormai era già morto, vabbè, comunque, e praticamente questi sassi dall'incendio e tutto sono caduti giù dalla cima del monte e hanno ricoperto tutto il pendio. La storia è un po' più lunga, Bene, ma bene, no, basta così, grazie, grazie, bene, basta la così. faccio breve. E niente, andiamo a fare Ma questo... si può invocare la strega da quel monte, dicono. È qua, la strega è qua. Bene, noi andiamo a fare l'anello, sarà un po' lunghino perché sono 17 km Più più o o meno. meno e in teoria il tempo si dovrebbe aprire un po', quindi magari dopo la valle quella delle Sfingi ve la faccio vedere un po' Perciò ci meglio. bagneremo, insomma, abbiamo capito. Ciao, buona visione! Allora, il sentiero che stiamo facendo noi è molto molto poco segnalato, però anche questa bella visibilità non ci aiuta, Wow! Qui c'erano le bestie, le mucche, così. E poi qui hanno fatto qualcosa, vedi? Forse non so se pensavano per cavalli, se pensavano Eh sì. per qualcosa. Qua abitavano delle Eccoci in arrivo al rifugio Lausen. Che la giornata si è aperta un po', non è bellissima ma almeno la punta delle scarpe la vediamo. Oh bene, adesso lasciamo fare il rifugio Lausen, abbiamo mangiato forse un po' troppo, sinceramente, e procediamo verso... cosa ci è rimasto? La Valle delle Sfingi? Ritornare alla macchina insomma. Bene, ci vediamo strada facendo. Arrivati a questa croce dove c'è questo bivio, noi proseguiamo verso di nuovo Camposilvano sul 251. Adesso se non sbaglio eravamo sul 25, no 251 lo stesso, mi sembrava 252, 251 verso Camposilvano. Eccoci di nuovo alla Valle delle Sfingi, abbiamo un po' più visibilità. Rieccoci di nuovo al parcheggio. Abbiamo concluso il nostro...
il nostro anello. La giornata ha peccato un po' la foschia iniziale al mattino e Foschia, nebbia. nebbia, però perché deve essere molto molto panoramico anche da lassù, però bel giretto e bei colori insomma. I rifugi apprezzati. Sentiamo mano, intanto la macchina passa, siamo sulla strada. E niente, abbiamo modificato. Cioè, lei ride di me, io rido di lei, no? Abbiamo modificato un po' il nostro giro iniziale perché abbiamo conosciuto la signora Luisa Luisa, che ci ha fatto da cicerone. Il problema è che penso fosse una maratoneta perché penso i 10 all'ora li faceva tutti. E niente, però ci ha spiegato tante cose del posto bello. e bello. E niente, bel giro, tranquillo, ovviamente nella Valle delle Sfingi che è tanto nominata, tanta Un gente, po' affollata. però bel giro dai, carino. Bene, ricordatevi sempre come al solito di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace se vi è piaciuto il cane. Bene, alla prossima, ciao ciao, Ciao. ciao.